Ecco, ne parliamo con uno che è stato già presente come consigliere provinciale e che oggi presenterà di nuovo le liste. Voi rappresentate l'altro candidato, diciamo, alternativo a quello della destra. Ecco, perché la destra si è spaccata? Non si è spaccata, c'è stata una scelta territoriale in queste elezioni, si presentano 3 liste a sostegno del candidato, noi presentiamo la lista Forza Azzurri, chiara espressione di Forza Italia. La scelta del legislatore è stata quella di fare queste elezioni di secondo livello, quindi tutto affidato al territorio, alla rappresentanza, ai consiglieri comunali, una scelta che si è condivisa con tutti i rappresentanti nei vari comuni e che vedrà questo turno del 27 aprile che eleggerà un nuovo presidente. Il dato è che finalmente tornerà la politica in questo ente dopo 12 anni di assenza, nella speranza che si possa dare un impulso maggiore alle scelte che farà appunto questo ente per la nostra provincia, che attende da troppo tempo che la politica si rioccupi del territorio attraverso gli uffici che per tanti anni sono stati commissariati. Voi sosterrete l'altro candidato alternativo che sarebbe il sindaco di Aragona, Pendolino, insieme a voi l'MPA e anche il PD. Noi sosteniamo il candidato perché pensiamo che l'altro sia alternativo e certamente affidiamo l'esperienza a Giuseppe Pendolino, che ha dimostrato capacità sia nell'amministrare il suo comune ma anche di avere una visione strategica a livello territoriale. Ricordo che è presidente anche della SRR, una persona che sicuramente saprà amministrare questo libero consorzio di Agrigento. Come mai lei ha deciso di candidarsi alla guida del libero consorzio dopo tanti anni di totale assenza della politica? No, guardi, sono stato sollecitato da molti miei colleghi sindaci e anche da diversi consiglieri comunali. Poi voglio dare un contributo a questa provincia che finalmente torna a fare politica. È una cosa importantissima perché la politica è da stimolo e quindi spero e credo di poter dare un segnale tangibile, forte per una programmazione e lo sviluppo di questa provincia. Ecco, le priorità, lei come sindaco, la provincia ha tante competenze, però sicuramente ci saranno delle priorità. Una delle tante che mi viene in mente così potrebbe essere anche l'università, cui il vostro comune è anche socio. Sì, innanzitutto la scuola, ecco, per dare subito un impulso alla ristrutturazione di tutti gli edifici scolastici, dare la possibilità, ecco, agli alunni di poter fruire di tutte le strutture con laboratori e tutto quanto serve per una scuola degna di tale nome. Poi la viabilità, principalmente perché specialmente nelle zone interne abbiamo una viabilità precaria, e poi un occhio particolare sul turismo per lo sviluppo proprio di questo territorio, perché abbiamo delle coste meravigliose, abbiamo delle lagune meravigliose e quindi bisogna, ecco, programmare, progettare e dare sviluppo a questa martoriata terra che in questi ultimi tempi è stata anche oggetto di diffamatorio da parte di diverse testate nazionali e regionali. Sindaco, come mai non si è divenuti a un accordo unitario? Il centrodestra, diciamo, è confluito in due candidati, insomma, lei rappresenta l'MPA, il PD e Forza Italia. Ma guardi, io non rappresento l'MPA, il PD e Forza Italia, io rappresento il raggruppamento civico, ci tengo a precisarlo perché io sono un sindaco che non ha un'appartenenza a questi 3 partiti che lei ha citato, quindi io sono stato, come ho detto prima, sollecitato da diversi colleghi sindaci e consiglieri comunali e quindi abbiamo raggiunto un accordo civico su cui ci stiamo, ecco, giocando la partita.